Benvenuti cari amici, anche quest'oggi ci ritroviamo per spaziare su alcuni argomenti. Questa sera è venuto a trovarci l'avvocato Luca Campanotto, avvocato del Foro di Udine, esperto di diritto regionale e di minoranze linguistiche. Benvenuto avvocato. Buonasera a tutti, mandi a tutti e grazie per l'invito. Perfetto, allora partiamo dal fatto che il movimento Aquile già da tempo si fa promotore affinché venga promossa una netta separazione amministrativa tra Friuli e Trieste. Aquile per questo motivo evidenzia effettivamente la necessità che venga preservato il trattino tra Friuli e Venezia Giulia, però facendo riferimento alla ormai prassi istituzionale, al taglio giornalistico che sempre più vediamo appunto sulle testate quotidiane, non solo, dell'utilizzo del trattino, pare che questo trattino effettivamente sia sparito. Sì, questo è vero, anche nella prassi istituzionale della Regione purtroppo dobbiamo registrare la soppressione, l'asserita soppressione del trattino, ad esempio nelle tabelle degli uffici, nella carta intestata, nella vita istituzionale dell'ente regionale, sul sito internet ufficiale e chi più ne ha più ne metta. Questa è una tendenza che va avanti da molti anni, molto discutibile, ma non solamente dal mio punto di vista, perché va precisato che il trattino esiste, ma non lo dico io, lo dice la normativa, e prima ancora del diritto positivo lo dice il diritto naturale, perché il Friuli è una regione naturale, la regione amministrativa Friuli Venezia Giulia, Friuli-Venezia Giulia è in realtà una regione duale composta da due diverse entità geografico-storiche, tra l'altro anche linguistiche e chi più ne ha più ne metta, quindi l'esistenza del trattino si fonda anzitutto sulla natura delle cose, ma non solo, anche sulla legislazione costituzionale, e l'ambiguità nasce da una riforma della Costituzione che a seguito della legge costituzionale 3 del 2001, cioè la riforma cosiddetta federalistica del titolo quinto, che riguarda più che altro le regioni a statuto ordinario rispetto a quelle speciali come la nostra, ha inserito una modifica delle denominazioni delle regioni a statuto speciale nell'articolo 116. Il trattino è stato cancellato per quanto ci riguarda. Ciò è voluto, attenzione, c'è stato un emendamento specifico di parlamentari sia di destra sia di sinistra, tutti uniti contro il Friuli, nel tentativo di annacquarlo, di svilirne l'identità, di fare confusione, di rimescolare le acque, per la soppressione del trattino. Peccato che questi parlamentari si siano dimenticati che in un'altra disposizione costituzionale, nell'articolo 131, dove vi è tutto l'elenco delle regioni, la nostra figuri nella sua giusta denominazione contrattino di congiunzione e diversità. Ora, c'è da dire anche che lo statuto speciale prevalente, in quanto più specifico e dettato unicamente per la nostra regione, ha sempre previsto l'esistenza del trattino, che quindi esiste e va usato. Quindi va preservato, diciamo. Assolutamente, direi che non è un formalismo questo, ma è il riconoscimento necessario anche di quello che è l'identità del Friuli, perché bene o male si tratta della denominazione ufficiale di un ente di rilevanza costituzionale, ad appartenenza necessaria, di un ente territoriale fondamentale anche a livello identitario, ad esempio, e quindi voglio dire, queste realtà hanno delle ricadute anche molto concrete
sulla natura duale della regione che una volta accertata e definita per esempio anche dall'ultima legge costituzionale 1 del 2016, la quale utilizza il trattino dappertutto e conferma quindi la sua esistenza in maniera inconfutabile, deve essere riconosciuta con tutte le conseguenze del caso sotto ogni profilo. Ecco. Quindi lanciamo un appello che il trattino venga effettivamente adottato. Innanzitutto dalla pubblica amministrazione, vincolata secondo il principio di legalità a rispettare la legge fondamentale, lo statuto speciale di rango costituzionale, e poi anche dalla stampa, ad esempio, perché voglio dire, si tratta di enti costituzionalizzati, quindi insomma è assolutamente auspicabile che secondo principio di legalità, di specialità, prevalga lo statuto speciale e la corretta denominazione, ovviamente con trattino, che è sempre esistito e la modifica non è mai riuscita ad abrogare, a maggior ragione dopo l'ultima legge costituzionale. Forse è il caso di ritornare al passato, ecco, alle vecchie denominazioni corrette con trattino. Bene, avvocato, grazie di averci fatto chiarezza sull'utilizzo o meno del trattino, e sull'argomento ci ritorneremo di sicuro, visto che comunque ci sono ben altre cose da poter sviscerare. Grazie di essere stato con noi, grazie a voi di averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Mandi a tutti. Buona salute a tutti. L'argomento che cerchiamo di sviluppare è quello di capire perché serve un nuovo modello agricolo. Per capire questo è necessario avere ben presente la situazione attuale dell'ambiente e delle piante e delle terre. Oggi non abbiamo la situazione di 10, di 20, di 30, 40, 50 anni fa o 60. Oggi è una situazione molto complessa in cui la pianta è immersa e ha le sue difficoltà a relazionarsi, perché in pratica le sue leggi sono state, diciamo, costruite e create per un ambiente che non è quello di oggi. Oggi abbiamo una situazione di alta devitalizzazione anche esterna, pensiamo solo ad esempio a tutte le emissioni elettromagnetiche, a tutto quello che dallo spazio dovrebbe arrivare pulito invece viene mediato da satelliti e da mezzi, diciamo, di comunicazione. Pensiamo alla terra stessa sotto la pressione di questo modello agricolo ha perso praticamente oltre la metà della sua sostanza organica. Perdere la sostanza organica è come avere un'emorragia dal nostro corpo fisico, in pratica perdiamo sangue, se non lo reintegriamo non siamo in grado di poter mantenere le funzioni e arriviamo al collasso. Pensiamo all'inquinamento, diciamo, della terra. La terra praticamente ha avuto sotto la pressione della chimica una devitalizzazione complessiva. Fatevi una camminata in giro per i campi e notate in 1 metro quadro quanti fori di lombrichi ci sono. Se non ci sono almeno 50, 60, 70 fori di lombrichi, lì veramente siamo da metterci le mani nei capelli. Molti terreni sono praticamente con 1 o 2 fori, profughi sopravvissuti a un disastro. Altra situazione ancora più evidente è la continuità di monoculture che hanno creato una situazione veramente come si può dire, di stress al complesso, diciamo, di vita che ha il terreno. In più le piante sono state portate attraverso una manipolazione genetica a forme esasperate di produttività, non pensando a quello che è il complesso della pianta, per cui noi costruiamo una pianta di mais per fare una pannocchia grande che pesi 7-8 etti, ma non pensiamo all'apparato radicale che sottoterra deve progettare e costruire la pianta. In questo sistema noi riteniamo che l'utilizzo di sali solubili sia la necessità assoluta per la pianta per poter crescere e nutrirsi. In realtà quello che a scuola ci insegnano, che si chiamano fertilizzanti, per la pianta, se fossimo in rapporto all'uomo, sarebbero come una sniffata di cocaina. Siamo di fronte a una situazione in cui crediamo di alimentare la pianta, invece stiamo drogando la pianta e stiamo uccidendo il terreno.
A questo punto è necessario avere un altro modello agricolo per poter riconoscere questo processo di degrado e avere la possibilità di riportare la terra ai valori di sostanza organica necessari e alla capacità di poter agire in maniera tale da riportare prima equilibrio e poi rafforzamento di fronte a un mondo che inevitabilmente non si fermerà da un giorno all'altro perché noi ci mettiamo a fare biologico, ma chi fa e lavora nel BIOS, con un'agricoltura sostenibile, deve sapere che va incontro a queste difficoltà e deve anche saperle poi, come si può dire, portare di riflesso al suo lavoro in modo tale che il risultato sia positivo. A questo compito, diciamo, corrisponde anche la nascita del primo modello agricolo che ha evidenziato questi processi già ancora nel 1924. Questi problemi che nascevano erano, diciamo, già allora si vedevano in embrione determinati dall'inizio, diciamo, dell'invadenza, dell'utilizzo delle sostanze chimiche di sintesi che alla fine hanno portato a questi risultati, amplificati appunto poi dai diserbi nei primi anni 60 e in ultimo, ad esempio, da tutto il sistema, diciamo, di inquinamento elettromagnetico che abbiamo oggi. A questo punto la domanda è molto complessa, per cui a voi anche come telespettatori, se c'è qualche domanda da fare, sinceramente vi dico fatela, potete scrivere alle mail che è in sovraimpressione a questo punto qua, per cui cerchiamo di dirigere abbastanza, diciamo, con interesse, vostro soprattutto, la domanda che può sorgere spontanea. Questo processo, diciamo, di comunicazione, di apprendimento in una scienza molto complessa qual è l'agricoltura, a questo punto proprio richiede anche la vostra partecipazione. Se c'è una domanda fatela, così rispondiamo e la domanda che fate voi sarà quella della domanda che faranno un po' tutti i telespettatori in una situazione in cui non siamo professori di scuola, non siamo diciamo quelli che hanno la soluzione in tasca, però tutti concorriamo a vedere questo processo di degrado e tutti vorremmo fare qualcosa per lui. Se mi aiutate in questo compito, anche con le vostre domande, avremo raggiunto il risultato. Con la fine del 2018 è giunto il momento di fare un primo parziale bilancio del tour dell'Infopoint di Acquile dal Friul, che sta colorando le strade e le piazze del Friuli di giallo e di blu. Dal primo appuntamento a Cividale in un assolato sabato di fine settembre, lo stand di Acquile è stato avvolto dal calore della cittadinanza, che ha dimostrato grande attaccamento al Friuli. Medesima grandiosa accoglienza il 13 ottobre scorso a San Giorgio di Nogaro, dove lo stand di Acquile ha continuato la raccolta firme per la petizione popolare Gorizia in Friuli, già avviata in occasione della tappa cividalese. Firme raccolte anche a Rivignano, dove Acquile non poteva mancare lo scorso 31 ottobre, in occasione della magnifica festa del Friuli, con il suo stand al centro dell'attenzione per l'intera durata della manifestazione. A metà novembre il tour dell'Infopoint ha toccato per la prima volta il suolo del Friuli orientale, dove, a Cormons, lo stand di Acquile ha portato la solidarietà di tutto il Friuli. Le ultime due tappe si sono tenute a Udine il 1° ed il 15 dicembre, rispettivamente in zona Chiavris ed in piazza Matteotti. Ma non finisce qui, il tour riprenderà a girare tutto il Friuli dopo le festività natalizie. Per maggiori informazioni vai sulla pagina Facebook di Acquile dal Friul. Ci rivediamo nel 2019. Mandi!